Non era la qualificazione in sé che ci interessava, ma la prestazione. E sono soddisfatto il giusto, nel senso che l'atteggiamento mi è piaciuto, i ragazzi hanno dimostrato voglia di fare, voglia di lottare. Sull'aspetto del gioco c'è molto da lavorare. Utilizziamo come attenuante il fatto che c'era tanto caldo, però chiaramente c'è molto da migliorare. I giovani hanno forza per correre, devono provare a giocare e poi devono fare errori di inesperienza. Noi invece non abbiamo giocato e questo non va bene, dobbiamo provare a giocare, poi i giovani fanno errori e noi li facciamo crescere tranquillamente, però l'atteggiamento quando abbiamo la palla deve essere meno impaurito, di sicuro. Ci siamo accontentati, ci siamo rifiutati di giocare come se passare il turno fosse l'unica cosa importante. In realtà ad agosto è importante lavorare sul gioco della squadra e su questo ho qualcosa da ridire e poi in settimana lo vedremo chiaramente. È la nostra storia, è da 11 anni che siamo qua con Peppe Norf e Nino Mancuso a lavorare, il richiamo è troppo forte, è una creatura che abbiamo letteralmente costruito dall'inizio, dal niente, dal 2014 che siamo insieme, è più forte di noi e questa è la verità. Sarà tosta, Bagheria è una squadra molto forte, costruita per fare bene, noi siamo a casa nostra, dobbiamo avere questo atteggiamento e dobbiamo cominciare a giocare con meno paura e ci toglieremo le nostre soddisfazioni. Il nostro paese non ha una cultura di tifoseria, però sono contento, oggi c'era tanto caldo, la gente ha risposto, la prossima settimana proveremo con un programma a coinvolgere tutta la scuola calcio che sarà presente, oggi non erano pochi allo stadio e sono contento, poi siamo noi con le prestazioni e con i risultati a fare venire la gente, più facciamo bene più la gente si avvicina.